Passaggi a livello scomodi, pericolosi e obsoleti, insomma, in una parola da eliminare. Unico problema ben noto, si tratta di un'operazione costosa e complessa tecnicamente. Così la giunta regionale, su proposta dell'assessore Elisa De Berti, ha disposto l'avvio della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica di 15 dei 50 interventi di soppressione di questi passaggi a livello, inseriti nel protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e la rete ferroviaria italiana. L'accordo, spiega l'assessore, impegna la Regione a sviluppare la progettazione e la successiva realizzazione delle opere di soppressione dei passaggi a livello in un arco temporale di 4 anni, mentre spetta a RFI finanziare integralmente i costi necessari alla progettazione e all'attuazione dei lavori per un importo di 30 milioni di euro. I passaggi a livello sulla linea Bassano-Padova sono ben 5. Si procederà come previsto nel protocollo d'intesa con la sola realizzazione di viabilità di collegamento e di ricucitura degli assi stradali esistenti, evitando di realizzare più costose opere di attraversamento delle linee ferroviarie come sottopassi o sovrappassi.